destination unknown, known, 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 known. Eccoci qua, Piederoli. Allora, aspettate che abbasso un attimo la musica, audio. Ok. Perché mi sembrava troppo alto. Allora, Piederoli, questo è un giochino che ho visto che è molto intrippante. Facciamo così. Adesso vi faccio vedere giusto un pochettino come funziona. Poi dopo lo metto ai voti, questo gioco qua. E se raggiunge un tot numero di mi piace, allora lo comincerò a fare come gameplay. Non è ancora alta sta musica. Ok. Allora, andiamo qui nell'avventura. Io l'ho già cominciata, però comunque la faccio, il capitolo 1. Uso questo guerriero qua, ma adesso dopo nel caso comincio a fare gameplay poi spiego un pochettino. Iniziamo subito. Adesso la storia dopo ve la spiegherò, ve la farò vedere con calma. Adesso vi faccio solo vedere come funziona un pochettino il gioco. Hanno un dialogo tutto loro, però è buffo. Ok. Vabbè, non mi va. Vabbè, vengono, pagano per terra. Intanto adesso devo andare a fare il tutorial, per quello che ve lo faccio vedere. Ok. Allora, questo è il nostro omino. La grafica è molto caruccia. Adesso taglio direttamente giù di sotto. Adesso c'è una festa in mio onore, quindi devo andare giù. Adesso mi dice: i ragazzi di sotto hanno organizzato una festa, salviamo il mondo in tuo onore, vai il prima possibile o mangeranno tutto il formaggio. Che si mangia solo formaggio, qui si vede. Va bene, andiamo. Ho capito. Ok. Andiamo giù la musichetta, già mi intriga. Pam. Sentite le vocine. Vi startar dunka dunka redan. Men jag är rädd att vi har halvt oster. Bli inte arg. Belix spettrar klättertorn. Ge mer oster. È andato a prendere dell'altro di formaggio. Il campan di formaggio. E inventa magic sono tipo magie. Fa un po' di casino subito. E qui parte il nostro tutorial che ci insegna un pochettino come funziona il gioco. Banana. Allora, praticamente adesso, allora, eccoci qua. Come prima cosa ci dice di andare a prendere un'arma o quello che sia. Interagiamo. E mi prendo una spada. Mi dice che allora, praticamente quello che vedete in basso a sinistra sono tutti i vari elementi. Combinando gli elementi si possono creare delle magie. Cioè tipo, adesso per esempio mi fa utilizzare la cura. Io mi imposto come, adesso più ne mettete poi è più è potente la cura. Ho messo tipo 5 elementini cura, clicco su me stesso e mi sono curato. Per dire. Andando avanti ho preso la spada e mi dice che posso utilizzarla utilizzando il maiuscolo, ok. La si può utilizzare sia per attaccare i nemici che per tagliare oggetti. Qui mi dice che ho l'elemento di tipo terra che lo può utilizzare come proiettile praticamente. Quindi se io imposto della terra, poi mi dice che lo può anche caricare. Quindi se imposto della terra, poi carico, arrivo a un punto e lancio un macigno. Praticamente così è un danno molto potente, più lo carichi più ne usi di terra. Qui mi dice che adesso posso utilizzare il fuoco. Il fuoco mi sbloccherà un marchingegno qui. Adesso ne ho usato solo uno perché bastava. Poi ecco, adesso cominciamo a combinare. Vedete che adesso ho l'elemento fuoco, io per quanto lo possa utilizzare arrivi fino a lì.
Se voglio arrivare fino a laggiù, praticamente io combino l'elemento terra e l'elemento fuoco per creare un proiettile di fuoco. Così mi sblocco praticamente questa zona qua. Poi adesso mi dovrebbe sbloccare il fulmine. Il fulmine è un danno normale, cioè un danno che va a culo, insomma, come spiegarvelo. Cioè tipo per dire, fa del danno a fulmine, prende gli obiettivi come gli pare a lui. La cosa bella di questo giochino è che, vedete, tipo qui c'è dell'acqua, io vado qua dentro e mi bagno. Se io utilizzo il fulmine adesso, vedete, mi faccio del danno, un attimo, perché sono bagnato, conduco l'elettricità. Aspetta che mi curo un attimo. Per asciugarmi cosa faccio? Praticamente mi do addosso della fiamma e adesso sono tutto bello asciutto. Un attimo che mi ricuro. Poi c'è il pulsante. Adesso che sono asciutto posso utilizzare il fulmine quanto mi pare. Mi metto qui nel mezzo perché devo prendere tutte e due e faccio danno ad area. Così apro. Fuppala. Ok. Adesso mi dà il tipo arcano. L'arcano tipo un raggio. Qui praticamente devo combinare l'arcano col fulmine per creare un raggio di fulmine, un raggio fulminante per dire. Poi qui adesso c'è l'elemento freddo. Qui io negherei se vado così, perché c'è tutto questo gran vino. Quindi cosa faccio adesso? Mi prendo il mio gelo e mi congelo, praticamente mi creo uno strato di ghiaccio in modo tale che ci posso passare tranquillamente, senza negare. Qui adesso abbiamo invece l'elemento di tipo acqua per spegnere le fiamme, poter passare tranquillamente senza avere tante storie. Ok, qui mi prendo la prima magica, non so come la chiamano, che è la rapidità. Praticamente combinando il fulmine con l'arcano con il fuoco mi divento più veloce e vado a busso. Ora che bello. Ok, qui c'ho i primi nemicini per fare della pratica di combattimento. Sono molto deboli ovviamente. Posso utilizzare anche la spada. Poi dopo si prendono anche armi più forti. Volete vedere quanto la roccia quanto è forte? 2583 di danno, caricata al massimo. Poi vabbè, dopo ci sono le altre cosine che dopo vi spiegherò più avanti mentre giochiamo. Ok, ho ammazzato tutti ma ho sbloccato la porta. Qui c'è una levetta, possiamo interagire. E qui mi compare il primo mostro. Osservo il guardiano. Qui adesso mi insegna a utilizzare lo scudo. Scudo, tipo difesa. Che non me lo uso. Ah, ecco. Non capivo perché non me lo usava. E così mi posso difendere. Se combini poi lo scudo. Aspetta. Se si combina lo scudo tipo con il fuoco, per dire, si crea un muro di fuoco. Questo lo si può utilizzare praticamente per intanto cominciare a fare la pietra. Carichi, quando hai lo scudo, pum! E poi dopo lo secchi direttamente. Per dire, ci si mette dietro lo scudo per intanto caricare l'arma, poi quando lo scudo svanisce, perché lo scudo vale anche per te, pum! Tiri il proiettilone. E questo tutto sommato è un po' una base. Wow! Ce l'hai fatta, abbiamo mandato Osservo giù a cercarti, il nostro guardiano degli animali, che comunque mi attaccava, quindi l'ho un po' seccato. Immagino non l'abbia incontrato. Ad ogni modo, considerando gli sbam, è meglio che sia tu a prendere questa magic. Che magic è? Hai appreso rianima. Molto figa. Ho preso confusione. Non ho ancora mai giocato molto questo gioco qua, però mi intrippa parecchio. Sì, basta.
Allora, praticamente adesso per andare nell'elenco delle Magic, rianima, che praticamente è cura più fulmine, rapidità, che è quella che abbiamo usato prima, poi abbiamo sciame meteorico. Praticamente sono tutte, se tu selezioni la Magic, te la mette sotto come esempio, tu, cioè come promemoria, e tu combinando quegli elementi lì poi fai tutte queste cosine belline qua. Confusione, ritorno al desktop, eccetera eccetera eccetera. Niente, il giochino praticamente è fatto così, poi dopo più si va avanti, più ci si potenzia, cioè diventa molto carino. Si affrontano boss, si può giocare in multiplayer, quindi dopo si può pensare anche di fare delle missioni da 4, ci si organizza, si fa un po' di tutto, insomma. Ditemi voi cosa ne pensate, è stata diciamo, cioè ve l'ho giusto buttato lì per far vedere un pochettino come si gioca e come ragiona il gioco. Ditemi voi se vi può piacere, mettete le condizioni per cominciarlo a giocare, visto che ho 1300 iscritti, ed arrivare almeno a 500 mi piace. Quindi se ci tenete a che io faccia questo gameplay qua, cercate di spargere la voce e comunque mettete mi piace, insomma, quando lo vedete il gioco. Niente, direi che per questo è tutto. Adesso nella mappa canale che vedete nella mia homepage metterò anche questi sondaggi qua, farò una stringa di sondaggi e dove voi potrete votare eccetera, quindi teneteli d'occhio che sono costantemente aggiornati, quindi la mia mappa canale. Niente, direi che ho detto tutto, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima, quindi ciao a tutti piaderoli.